Terminati da poco gli esami di maturità, le aule sono ormai tutte vuote, ma c'è già chi lavora in vista del prossimo anno scolastico. E per la scuola veneta, bassanese incluso, le notizie non sono certo delle migliori. Le ultime informazioni che abbiamo dal Ministero prevedono una diminuzione ulteriore del numero degli insegnanti per quanto riguarda il Veneto. Una carenza, quella degli insegnanti, non certo nuova per la nostra scuola. È dal 2009, quindi da circa 7 anni, che gli insegnanti continuano a diminuire, mentre il numero degli alunni, a parte il blocco delle diminuzioni nell'ultimo anno, però hanno continuato a crescere, circa 30.000 alunni in più. Questo cosa significa? Significa che le classi diminuiscono e aumentano invece il numero degli alunni nelle classi. Si è arrivati quasi a 35 alunni per classe, e questo non va bene né per la didattica né per l'apprendimento degli alunni stessi. Per questo Dinoseco ha presentato un'interrogazione direttamente al ministro dell'istruzione Giannini. Chiediamo di rispettare quelle richieste che un suo ufficio, l'ufficio regionale, ha fatto, di arrivare a 48.000 unità di insegnanti nel Veneto. Siamo a 44.000, il Ministero ha risposto con una diminuzione per quest'anno di ulteriori 100 unità, questo non è possibile.